bisogna che il governo intervenga subito. È intervenuto col decreto aiuti, credo che debba pensare qualcosa, soprattutto vista la domanda di sostegno alle imprese. Anch'io ho avuto modo di sentire alcuni imprenditori, uno neanche farla apposta qualche minuto fa, che ha detto che se le cose vanno avanti così io non ce la faccio, devo chiudere. A livello nazionale i numeri parlano che ci sono più di 120.000 imprese a rischio, quindi il problema è veramente cruciale. Quindi le soluzioni sono nell'immediato un qualcosa che venga incontro all'impresa, alle spese che stanno sostenendo soprattutto per il gas e l'energia elettrica. Il secondo aspetto, con il nuovo governo, quando ci sarà, ma i tempi saranno lunghissimi, parlano di novembre, dovrà prendere delle decisioni molto importanti. Però mi sembra che l'argomento, così, piccola impresa che è in crisi, non va a affrontare. Come quando parliamo di una malattia, non è che dobbiamo fermarci ai sintomi, dobbiamo andare a cercare le cause di questa crisi. E credo di non scoprire niente se dico che le cause sono prima di tutto nella cattiva gestione del Covid che è stata fatta prima, che abbiamo speso montagne di denaro. Non ultimo, è un dato che ho riferito già ieri a Ring, che ci sono 50 milioni di dosi di vaccino in scadenza per un valore di 400 milioni di euro. Quindi a un certo momento se il governo, chi di competenza, il Ministero della Sanità avesse gestito meglio quella faccenda lì, ci sarebbe una bella cifra da poter usufruire.